Il Museo del Calcio Siciliano di Nino Doni a San Piero Niceto si arricchisce di nuovi ospiti. Infatti, a far visita a Nino Doni al suo prestigioso museo sono stati ex calciatori Maurizio Miranda e Pippo Gitto. Maurizio Miranda, palermitano di nascita e con una lunga carriera fra i professionisti, fra i quali ha militato nel Palermo, Francavilla, Alcamo, Licata, Foggia, Messina, e dopo Messina un infortunio ha spezzato la carriera e ha continuato nei dilettanti con l'Iglesias, Bagheria e San Cataldese, che c'è stato il ritiro nel 1999. Mentre per quanto riguarda Pippo Gitto, un ex attaccante a cavallo tra gli anni fine 60 e 70, con un'esperienza maggiormente nelle squadre del messinese come Giavitus e Milazzo, ma che ha avuto anche un'esperienza nella San Benedettese in Serie C. Ad accogliere Maurizio Miranda e Pippo Gitto, oltre ad un emozionato Nino Donia, erano presenti anche Mimmo Prevedi, Giovanni Rodilosso, Giovannino Camuglia, Natale Micale e Peppino Battaglia, oltre al giornalista di Vetrina TV Franco Pinizzotto, con il quale in collaborazione abbiamo realizzato l'intervista a Maurizio Miranda e Pippo Gitto. Buon ascolto. Nuovi ospiti al Museo del Calcio di Nino Donia. Abbiamo oggi il piacere di avere Maurizio Miranda e Pippo Gitto. Quindi Nino Donia in mezzo a un forte stopper e a un grandissimo centravanti. Nino, ennesima emozione avere ospiti così illustri. Assai emozione. Non pensavo, a distanza di anni, devo avere accanto a me tutta questa gente, professionisti seri, e che nel campo davano l'anima per i colori che indossavano. Perché hanno fatto anche la storia del calcio. Specialmente nel Messina, Pippo Gitto, vicino di casa, quasi diciamo. Andavo a vedere a Milazzo le partite sue, che hanno e pure di Miranda, quando giocava al forte stopper a Messina. Iniziamo. Pure il difensore giocavo. Per dovere di ospitalità. Iniziamo proprio con Maurizio Miranda, che viene da Palermo, e io ho letto una tua recente intervista: dal Borgo Nuovo a Zemanlandia, una bella carriera. Sì, una bella carriera, anzi, perché ho avuto la fortuna di avere Zemani come unico istruttore, insomma, che mi ha dato tanto nel percorso del mondo calcistico. Vogliamo raccontare un pochino la tua carriera? Ma velocemente. Io ho iniziato con il settore giovanile del Palermo fino ad arrivare in primavera e 2 anni in prima squadra. Ho fatto l'esordio a 19 anni in Serie B, per cui dal Palermo poi sono stato dato al Francavilla al Mare, in una squadra di C1, poi sono ritornato al Alcamo C2, dopo l'Alcamo sono andato a Licata, là abbiamo fatto la storia di Licata, ha vinto il campionato, siamo tornati in B, poi sono stato 1 anno a Foggia e poi ho fatto gli ultimi 3 anni a Messina. Ci raccontiamo ora, visto a Messina, l'esperienza messinese. Ma io l'esperienza messinese ho tutti i ricordi belli, perché ho fatto 3 anni bellissimi, sono stato bene perché poi la gente di Messina è molto accogliente e ripeto, sto venendo da Messina perché ho ancora degli amici che vado a trovarli, per cui sono stati 3 anni bellissimi dove è difficile dimenticare. Il Celeste, indimenticabile. Il Celeste è indimenticabile. Io quando vado in lo stadio quello nuovo non mi ci ritrovo, guardo sempre il Celeste, che lo vedo come lo stadio del Messina, del vero Messina. Allora, una curiosità, qualche aneddoto su Zeman? Ci vuoi raccontare qualche... Zeman ce n'ho tanti. Zeman è una persona che dicono che parla poco, invece no, parla nel giusto e ti consiglia nel giusto. Io un aneddoto posso dire che l'ho raccontato tante volte. Avevamo un rientro alle 10:30 la sera e invece eravamo tutti a casa da signori, Rambaudi, Meluso, giocavamo a carte, ma erano le 11:30, eravamo fuori orario. Busso al campanello e abbiamo risposto ed era Zeman, e qui ci siamo un po' preoccupati, ho detto siamo 1 ora in ritardo, invece lui è salito, si è messo a giocare con noi, siamo andati a letto a l'una e siamo andati al campo. Però la sorpresa l'abbiamo trovato poi al campo,
perché noi c'era la bacheca dove c'era la multa, per cui c'era Miranda e Rabaudi, pagavamo ai tempi 100.000 lire, ma poi c'era Zeman che si era multato lui di 200.000 lire, quindi si è multato pure lui, multando noi, ma lui si è multato il doppio, per cui doveva dare l'esempio. Cioè, questi sono aneddoti che rimangono poi nella storia. E la differenza tra il calcio moderno e quel calcio è abissale, penso. È abissale, è cambiato. Adesso il calcio, scusate, ma non è il vero calcio quello che c'era prima. Prima c'era l'amore della maglia, adesso c'è l'amore solo dei soldi. E questo già fa la differenza, fa tutto. Un'ultima curiosità, l'attaccante che ti ha dato più fastidio nella tua carriera da marcare? Ma ne ho marcati tanti, Casiraghi, Ravanelli, però ripeto, Bivi, però ripeto, ho sempre fatto la mia parte. Vorrei domandare a loro, insomma, qual era il difensore che più gli ha dato fastidio. Grazie Maurizio Miranda. Grazie a voi e complimenti della bella iniziativa che state ancora continuando, veramente complimenti. Zeman torna a Foggia. Sì, già sappiamo. Come vede questo ritorno? Ma io Sono lo vedo cambiati bene. i tempi? Pensi che sia opportuno? No, io dico che possono cambiare i tempi, ma se uno ha quella testa, e lui è uno di quello che la testa ce l'ha sempre, attuerà sempre il proprio modulo, quello che ha sempre creduto lui. Pensi che sia una forzatura dire che oggi i Verratti, Insigne e Immobile sono a quel livello perché c'è stata anche la cura Zeman? Ma io sono sicuro perché c'è stata la cura Zeman, perché se non c'era la cura Zeman non penso che li vedevamo là in quel modo, anche perché, ripeto, i Verratti e gli altri, o anche come me, non eravamo nessuno nel calcio, per cui un aiuto ce l'ha dato anche lui. Miranda senza l'infortunio? Bella domanda. Bella domanda. Allora, senza l'infortunio forse ancora avrei continuato a giocare, non al Messina perché il Messina era fallito quel periodo, ma sarei andato a giocare in altre società. Ma siccome quando uno subisce un infortunio tutti dicono vieni un mese, vediamo, proviamo, io invece ho cercato di non andare in prova in nessun posto, per cui ho fatto un'altra scelta, mi sono ritirato per fare l'allenatore anche nel dilettanto in Serie C. Palermo il calcio, stagioni favolose e poi di punto in bianco finisce. Ma il Palermo è così, ma io penso che tutte le scuole siciliane fanno delle stagioni bellissime e poi c'hanno sempre quella stagione dove si fallisce e si ricomincia. Però ormai ci siamo abituati, l'importante è almeno vedere tante squadre siciliane che insomma fanno la Serie C come Catania, Palermo, adesso anche il Messina. Cioè, almeno possiamo dire vediamo qualche derby, almeno c'è un po' di adrenalina in più che ci vuole, che sembra un calcio morto, un calcio che non c'è passione, non c'è niente, almeno cerchiamo di subordarlo a queste situazioni. Palermo, Messina e Catania in Serie A sono un ricordo già di diversi lustri. Cosa manca al calcio siciliano o fuori dal campo? Allora, come la penso io, manca il presidente passionale. Noi non abbiamo presidente passionale, abbiamo presidenti sì che entrano, ma dopo un po' subito pensano al business, non è così. Noi dovremmo avere quei presidenti dove investono e credono in quello che fanno, anche cercando di attuare le strutture dove servono, però poi alla fine le grandi piazze hanno sempre difficoltà con la politica, però ripeto, speriamo sempre in quel modo di vedere queste squadre sempre più avanti possibile. Esperienza da giocatore e poi da allenatore. Due parole per i ragazzi, ecco, per farli avvicinare al vero calcio. Ma non è facile perché, ripeto, anche le scuole calcio, anche se io ci lavoro, hanno un po' così, tra virgolette, non imparato il vero calcio, perché anche nelle scuole calcio si prende turni, dovremmo cercare di selezionare e portare avanti chi veramente merita. Invece in questo momento penso che c'è gente che non merita e magari si ritrova anche in certi livelli e poi alla fine si vedono le figure che fanno. Praticamente si portano avanti, si fanno giocare tutti anche chi non ha l'idea. Poi non prendiamo la situazione degli allenatori se non porti o sei l'amico dell'amico se non porti lo sponsor, perché l'amico, cioè, il giro ormai è questo, è inutile che ci giriamo e ci nascondiamo. Il vero calcio era un'altra cosa, tu indossavi la maglia e per quella maglia davi la vita. Poi non ti interessava se guadagnavo 1, 100, o c'era l'amico, il fratello, nessuno. No. In effetti è proprio questo. Grazie. Grazie a lei.
Passiamo ora a Pippo Gitto. Ci racconta la carriera da bomber. Nino Donia ti nomina sempre, ogni volta che vengo Pippo Gitto ce l'ha come il primo piatto. E io lo ringrazio. Sono qua in mezzo a due stopper, dico, non solo quando ero in campo, ma anche mi succede quando facciamo le partite amichevoli fra di noi, che continuano a marcarmi come se fosse sempre un ragazzino. Sono ragazzini che marcano me, che ormai sono avanti negli anni. Dico, ho iniziato con la Novegea, quando avevo proprio fatto la prima partita nel giorno in cui compivo 16 anni. Allora bisognava avere 16 anni per poter giocare. Ho fatto 2 campionati, di cui uno in promozione, allora stavamo parlando del 1968, quindi qualche anno fa. Ragazzino, 16 anni, ho fatto tante reti e sono andato a finire alla Regina di Maestrelli e ho disputato, la domenica giocavo nella squadra primavera e il mercoledì invece con la De Martino. Ho incontrato anche il Palermo, mi ricordo una partita a Reggio, ho fatto 2 reti, abbiamo vinto 4-1 contro l'Ardenne del Palermo, contro il Messina anche, belle partite. Ho avuto come compagni Vallongo, Sonetti, Persico, Franco Scoglio, Buonanima, col quale poi l'anno successivo mi hanno dato in prestito alla Palmese Serie D e ho fatto un campionato assieme, lui mediano e io mezzala. Ho abbandonato per un anno il ruolo di attaccante, dopodiché sono ritornato a Barcellona, è stato l'anno della rinascita a Barcellona, è stato inaugurato il Dal Contres e la prima partita disputata la ricordo benissimo, perché giocavamo contro una squadra di Trapani, Lentello mi sembra, abbiamo vinto 1-0 e ho segnato io. L'anno successivo abbiamo lottato sino alla fine col Mazzara e alla fine ha vinto il Mazzara di Vispalek. Zio De Zeman. Sì. E mi ricordo che doveva venire poi a Barcellona a allenare noi, se non che non si sono messi d'accordo e è andato a finire alla Juventus. Quindi l'anno non mi ha riscattato l'Igea, un motivo stupido, e sono andato a finire a Milazzo e lì praticamente l'anno successivo abbiamo vinto il campionato senza perdere una partita. L'Igea è arrivata seconda, l'anno successivo in Serie D abbiamo lottato fino alla fine col Trapani, sono stato capocannoniere e sono andato a finire alla San Benedettese per sbaglio, perché dovevo andare a Parma a giocare, se non che al mercatino allora siamo andati con il presidente a Montecatini, non si mettevano d'accordo, ho incontrato Persico che era stato giocatore assieme a me nella Regina, il portiere, che nel frattempo era allenatore della San Benedettese, e sono andato a finire alla San Benedettese, dove all'inizio ho giocato sempre. Siccome dovevamo vincere il campionato e all'inizio non andavamo bene, hanno mandato via Persico e hanno preso Bergamasco. Ho fatto l'ultima partita a Massa contro la Massese, dopodiché mi ha messo di là e non ho giocato più, malgrado la gente dice quello è il migliore, non gioca e non lo fanno giocare. Così che me ne sono voluto tornare di corsa a Milazzo, dove l'anno successivo è stato l'anno di Papponetti, avevamo 2 squadre e c'eravamo in tanti che l'anno precedente eravamo stati campioni d'Italia con la rappresentativa di Serie D a Barletta. È stato l'anno di Papponetti, c'è stata invasione di campo, dovevamo andare in C, eravamo più quotati del Messina, se non che ci hanno dato 10 punti di penalizzazione, squalificato per 2 anni il campo, e quindi invece che in C siamo andati a finire in promozione, mentre la San Benedettese dalla C eravamo arrivati terzi l'anno precedente quando è andata in B, quindi mi sono trovato dalla B in promozione. Comunque non rimpiango niente. Abbiamo giocato i 2 anni successivi sempre fuori casa e vi racconto un aneddoto che non lo dimentico mai, perché spesso facevamo le partite casalinghe a Messina, al Celeste. In una di queste partite contro il Taormina, mi pare, abbiamo vinto 3-1, ho fatto 2 gol, mentre andavo a battere un calcio d'angolo si avvicina un tifoso, stiamo parlando 1975, avevo 25 anni,
si avvicina un tifoso messinese, dice Gitto, ma perché non ti ritiri? Sei più vecchio del gallo della matrice. Vabbè, io l'ho guardato e mi sono messo a ridere. Quello era una vita attraverso i giornali mi vedeva giocare. Così ho continuato col Milazzo, abbiamo vinto il campionato, ho fatto altri gol in Serie D e dopo nel frattempo studiavo e quindi mi sono laureato e sono entrato al comune e quindi ho dovuto abbandonare, diciamo, sono rimasto nelle vicinanze, infatti ho giocato a Valdina, a Brolo con la Tiger, ho fatto 2 campionati qui a Valdina e poi per mantenere la forma e non per altro ho allenato anche l'IGEA interregionale per un bel periodo, i ragazzini e adesso mi passa il tempo con la scuola calcio, con l'Orsa Promo Sport. È un vero piacere vederli crescere perché li prendi di quando praticamente molti vengono che non hanno l'idea e invece poi negli anni li vedi crescere. Ecco tutto. Gol realizzati in questi anni? In questi anni parecchi, ne ho fatti un centinaio solo col Milazzo. Numeri 102, esattamente per l'esattezza. E sono ancora praticamente nessuno è riuscito il re delle bombe. E parlando del Milazzo, c'è la proposta, l'idea di abbattere il Grottapollo Fermo. Questa è una cosa che fa male davvero, fa male al cuore perché non vedo il motivo, il bisogno di... c'è spazio enorme. Ma poi perché si pensa sempre appunto, a distruggere o non a costruire? Esatto. Come a Spadafora ad esempio, hanno distrutto un campo che era la Spadaforese, una delle società più vecchie, più antiche. Prima Spadafora c'era, poi venne in Melazzo. Hanno distrutto il campo e ancora non l'hanno fatto un altro nuovo. E la stessa cosa succederà a Milazzo. Cioè non c'è nessun motivo, è enorme buttare a terra quelle mura e togliere quel campo è davvero un delitto. Speriamo che non vada in porto. Ma io penso di sì perché è già finanziato. Infatti, purtroppo sì. E quindi prima o poi è questione di tempo, perché l'opera è già stata finanziata, quindi non ci sono motivi per non farlo. Un peccato. C'è tutto l'interesse. La sua esperienza di cosa si preoccupa soprattutto di insegnare ai ragazzi appena entrano in campo? E allora la cosa principale ai bambini che vengono a fare scuola calcio non è insegnare calcio, quello anche perché chi ha le qualità si vede subito e quindi le affina. Ai ragazzi è importante a quell'età insegnargli il comportamento, l'educazione, il rispetto verso gli avversari. Sono tutte queste cose le cose più importanti. Purtroppo ci sono dietro i genitori che parlano di tattiche, di ruoli, perché gioca qua, perché gioca là, è una cosa errata, cioè che non ha senso. Poco fa, ecco, Maurizio diceva che giocano tutti, siccome si tratta di scuole calcio, quindi quando si fanno tornei, si fanno specie di mini campionati che si fanno, si fa giocare anche chi non ha l'idea ed è una cosa sbagliata perché soprattutto quando si partecipa a tornei di una certa levatura, tu non puoi devi portare, perché anche per i ragazzi è importante, perché un conto è che vincano, che facciano bella figura e quindi hanno tutto un altro spirito per giocare, un conto è quando li buscano da tutti e quindi si afflosciano e finisce. Purtroppo io ho avuto una bella esperienza anche in questo campo, 2 anni fa siamo stati a Levico Terme. Abbiamo vinto il Pulcino d'Oro qui a Barcellona e poi siamo stati a Levico Terme, un torneo internazionale dove partecipavano ben 48 squadre, 12 professionisti, fra cui Roma, Torino, Juventus, Lid, Porto, Benfica, queste squadre, e 36 dilettanti, dalla C in giù anche, o più che dilettanti. E noi abbiamo vinto il Pulcino non mi ricordo che Pulcino era, cioè siamo stati i primi dei non dilettanti, al 13° posto. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto per i bambini. Nino. Cosa devo dire? Grazie, non c'è parole.
avere questi due Grazie a personaggi. te dell'ospitalità. No, l'orgoglio è tutto mio, no, Appunto, dice- ci fa ritornare Certo, tutti quelli che vengono ci fanno ritornare i vecchi tempi, ricordo. però ci mandai delle foto a cosa, a Santo Stagno. Qui mi disse Nino, dici, mi hai fatto rivivere, dici, la giovinezza. Così, tifosi, alla gente piace. della vecchia ora. Siamo così, forse i giovani d'oggi io penso che questa soddisfazione fosse fra 20 anni non ce l'abbiamo. È così. Io penso che è così. Poi, Ringraziamo Maurizio Miranda, Pippo Grazie a Gitto voi. e Nino Dove l'ospitalità. Grazie a a voi. Nino e a voi. Grazie a voi. no, grazie a voi, perché Giuseppe mi ha fatto avuto questa tutta popolarità, va, perché Ormai, grazie a Giuseppe. grazie a te. Ormai è internazionale qua. Sì, museo. sì, Merita. E ora pure Tra poco appena in sotto. bisogna pagare per vedere. No, fino a che ci sono io a pagare niente, perché l'amicizia è sacra, anzi, Allora, per- io sono stato anzi, a Madrid e a Barcellona. Si paga. No, non si scherza. Dappertutto, Ma no, sto che parlando, poi lo sono stati i primi, gli antesignani, A no? San Siro, A San Siro, ma io a sto Torino, parlando nel 2002 a Torino, a alla Barcellona, Juventus, mi hanno chiesto, Sì. mi hanno chiesto, erano le 5, nel 2002 c'era il passaggio all'euro e lira, mi hanno chiesto 5.000 lire allora per entrare al museo del Real Madrid, che c'erano 4 No. mentre quello del Barcellona è il Un museo del personaggio come calcio. Miranda, che è più preciso e fare pagare, vai, deve essere una vergogna adesso, Nino Doni, inteso Nino Baronelli a sapere. Ma Grazie. Piccola nota a margine che c'entra poco con l'intervista, però Maurizio Miranda si trovava a Messina e ha approfittato per venire a San Pierniceta a visitare il museo, in quanto il giorno prima si è sposato il noto calciatore che ha militato nelle file del Messina, Gaetano Beninato, con Francesca Noto, e quindi tutto lo staff di Niceto TV Web porge i migliori auguri ai novelli sposi.